Innanzitutto voglio ringraziare Marco Scalabrino per avermi dato l'opportunità di essere qui con tutti voi questa sera e per avermi dato questa occasione di ricordare Gianmario. Io l'ho conosciuto per la prima volta, come Marco poco fa ha ricordato, proprio qui a Trapani, 1 anno e mezzo fa circa, in occasione della presentazione di un saggio di Marco che recava nella copertina la riproduzione di un mio dipinto. Durante quel pomeriggio ho conosciuto appunto Gianmario e lui, la cosa che forse più di tutte le altre mi ha colpito è stata la generosità, insomma, in questo slancio lui, dopo aver visto i miei lavori, mi ha subito proposto un'iniziativa editoriale, un'iniziativa a cui poi abbiamo dato seguito con la pubblicazione di un volume dal titolo Dialogo, che è stato presentato nel dicembre scorso a Bagheria. Questa pubblicazione è una pubblicazione appunto che voleva costituire un incontro tra poesia e pittura, in quanto Gianmario Rocini credeva fermamente nella necessità di fare dialogare i diversi ambiti espressivi. Egli mi ha quindi subito proposto questa idea e io ne sono stato felicissimo. Non va dimenticato, per quanto riguarda questo aspetto, ad esempio, che Gianmario, oltre ad essere stato, come in parte ha detto anche Marco, oltre ad essere stato un editore, un poeta, un saggista, si è dedicato a moltissime altre cose. Per quanto riguarda il suo rapporto con le arti visive, si è dedicato anche al documentario ed era molto appassionato di fotografia. Infatti alcuni suoi volumi, ad esempio per il Bosco, sono corredati da fotografie sue, alcune delle quali peraltro molto intense. Quindi questo rapporto che lui aveva, così anche potremmo dire diretto con le arti visive, poi lo dotava, come lo stesso Marco ha dimostrato con la sua relazione su quel volume, lo dotava di una grande finezza in sede critica nel penetrare i codici stessi dei linguaggi visivi, oltre a quelli diciamo letterari, a cui anche in un certo senso la sua carriera è più legata. E poi Gianmario si è sempre distinto anche per questa capacità di collaborare con artisti visivi. Infatti prima di realizzare il Dialogo, che è questo libro che ha realizzato con me, egli aveva già collaborato con artisti alla realizzazione di altri volumi, confluiti poi nella collana denominata Ibrida, all'interno della produzione della sua casa editrice di CFR Edizioni. Tra questi volumi, secondo me andrebbe ricordato Il deserto di Useglia, ecco questo volume qui, di Arnaldo Ederl, con i disegni di Giacomo Cuttone. In questo caso si tratta di un poemetto. Ederl praticamente parte da alcuni passi evangelici per poi dar vita ad una riflessione più composita sul contrasto tra la visione etica del mondo e la cultura da una parte e la pulsione distruttiva insita nell'uomo dall'altra. E in questo caso i disegni di Cuttone, le chine di Cuttone, con un tocco onirico ma soprattutto con un forte contrasto chiaroscurale, ben interpretano il senso drammatico di questo testo. Tutto giocato appunto sulla dicotomia tra luce e tenebre, tra bene e male. Poi ancora fa parte della collana Ibrida un testo che però purtroppo non ho qui, che è L'incantesimo dell'asino della Sinalefe, di Francesco Scaramazzino, e si tratta di una raccolta di fiabe surreali in cui quasi possiamo riscontrare l'eco del latino apuleo. In questo caso i testi sono accompagnati dalle chine e dagli acquerelli di Alberto Casiraghi, degli acquerelli molto raffinati. Ancora le opere grafiche giocano un ruolo fondamentale
questa volta in una pubblicazione sempre della collana ibrida di un'opera di Gianmario Lucini stesso, che è questo Canto dei bambini perduti, che si avvale ancora una volta delle chine di Cuttone. Quest'opera, come dice lo stesso, come scrive lo stesso Gianmario nella avvertenza al lettore, si pone a metà strada, è un'opera composita perché si pone a metà strada tra la riflessione filosofica, la lettura ad alta voce e l'opera teatrale. In questo caso Gianmario parte da dei casi di cronaca, sostanzialmente, come dice anche il titolo stesso, da casi di bambini scomparsi. Vi è anche un riferimento nella parte iniziale al caso che noi tutti conosciamo di Denise Pipitone, la bambina scomparsa alcuni anni fa a Mazzara del Vallo. Quindi lui parte da questi casi per poi approfondire una riflessione che tocca temi quali la distruzione dell'innocenza, la responsabilità degli adulti o ancora il futuro stesso del mondo, un futuro che ci appare inquietante ed incerto. Inquietante come le chine appunto di Cuttone, che in dialogo con la scrittura di Lucini dà vita a forme, figure umane, contorte, spezzettate, che quindi traducono visivamente bene la drammaticità che impregna il testo di Gianmario. E poi naturalmente sempre nella collana ibrida è andato a confluire il volume che abbiamo realizzato con Gianmario dal titolo Dialoghi. Grazie soprattutto al suo impegno ed è stato realizzato, questa pubblicazione ha coinvolto autori da ogni angolo della Sicilia che Gianmario conosceva, a partire da Marco Scalabrino, che ringrazio ancora per essere stato il fautore del mio incontro con Gianmario, poi la professoressa La Barbera, anche lei presente nel volume con un testo poetico, e ancora Gianmario ha coinvolto autori, tra gli autori più noti che Gianmario ha coinvolto potrei citare Piero Longo, Elio Giunta, Tommaso Romano da Palermo, Ester Monachino da Realmonte o ancora Lina Maria Ugolini da Catania. Il libro sostanzialmente accosta le poesie di 24 autori siciliani alle mie opere. Ciò che secondo me rende interessante la pubblicazione è proprio la scelta coraggiosa da parte di Gianmario di non fare, come editore, di non fare la solita operazione che prevede l'accostamento di alcune immagini a dei testi, quindi la solita operazione che sostanzialmente relega le opere grafiche o le opere visive a mera illustrazione dei testi. Per questo volume l'editore Lucini ha chiesto agli amici poeti di prendere ispirazione dalle immagini e non viceversa. Gli amici poeti si sono ispirati ai miei ritratti di personaggi della cultura e dell'arte di ogni tempo, da Pirandello a Beckett, da Guttuso a De Chirico. Quindi, come dicevo, in questo caso potremmo dire che, come dice lo stesso titolo, Dialoghi, è uno dei pochi casi, questo volume forse, dove si istituisce un dialogo alla pari tra poesia e pittura, in cui nessuna delle due componenti, nessuna delle due arti, ed era questo l'intento di Gianmario, funge da semplice illustrazione dell'altra, anzi ognuna, pur nel confronto, mantiene intatta la propria specificità. Dunque, almeno in questo caso, si è trattato di un vero esempio, di un concreto esempio di sinergia tra differenti espressioni artistiche. Noi tutti sappiamo, anche questa sera, anche l'intervento di Marco lo ha dimostrato, quanto Gianmario fosse consapevole della necessità di tale sinergia. Anche per questo ha creato questa collana interna ACFR, cioè ibrida. Dunque, per concludere, lasciatemi ringraziare ancora, anche in questa sede, sia tutti gli amici poeti che hanno
aderito a Dialogo, sia soprattutto Gian Mario Lucini, che ha da subito creduto nel mio lavoro e che mi ha donato questa opportunità. Dunque mi chiedo infine cosa resta ad un giovane come me dell'insegnamento intellettuale non solo di Lucini. Cosa mi lascia in eredità Gian Mario? Certamente egli mi lascia il ricordo di un'amicizia che è durata troppo poco, si è interrotta troppo presto, ed egli mi lascia ancora l'esempio di un intellettuale vero, sempre pronto, come anche la professoressa Lavia ha detto, la professoressa La Barbera, a denunciare con la raffinatezza di un poeta le storture e l'impoetico mafioso e non solo presente sempre di più purtroppo nel nostro paese. Ed ancora egli mi lascia il ricordo di un uomo generoso che ha regalato letteralmente ad un ragazzo come me la possibilità di fregiarsi di una pubblicazione con le proprie opere. Ecco cosa forse Gian Mario ci lascia in eredità, cosa lascia a me, e continuerà ad essere ancora così presente, così vivo in ognuno di noi. Grazie per avermi ascoltato. Ora passo la parola